La popolazione veneziana, il titolo del ciclo intero è Abitare Venezia, la popolazione fra passato e presente. Che il tema della popolazione sia un tema assolutamente caldo, credo che sia chiaro a tutti, ed è presente in varie istanze, da quelle scientifiche e precise sulla base di dati, a quelle del sentito dire, delle informazioni da giornali, da televisione, ma anche da bar o da chiacchiere per la strada. Voi sapete tutti, essendo prevalentemente veneziani del centro storico, che la farmacia di San Bortolo continua ad aggiornare i dati della popolazione residente. È un po' a questo a cui alludeva un momento fa Andrea Rinaldo, perché ne abbiamo parlato recentemente, in particolare domenica scorsa alla Fenice c'è stata la premiazione di lui, Andrea Rinaldo, come veneziano cittadino dell'anno, e questo è uno dei temi che è emerso. Il calo demografico in generale è un tema che riguarda ovviamente, e ce lo spiegherà il professor Dalla Zuanna, non solo Venezia, ma una gran parte delle città italiane ed europee, forse di una parte del mondo, diciamo così. Che a Venezia la farmacia di San Bortolo desse la settimana scorsa, ma sono già calati, 47.318 cittadini dichiarati, sono i residenti iscritti all'anagrafe, contro un allarmismo per il numero di turisti che, secondo la Fondazione Venezia Capitale della Sostenibilità, per il 2025 alludeva ormai a 34,5 milioni di turisti all'anno. Su tutto questo io credo che molti di noi, io sicuramente, abbiano abbastanza confusione nei termini, nel senso che i dati ci vengono prospettati in maniera un po' sporadica e frammentaria, e l'idea di avere delle informazioni il più circostanziate possibili a noi sembrava, noi Associazione Progetto Rialto, che in questo momento rappresento, sembrava particolarmente importante. Di avviare una vera riflessione comparativa ovviamente non siamo in grado, ma tener conto di un quadro generale, questo ci sembra particolarmente importante, perché girando un po' il mondo come mi capita di fare, devo dire che questo discorso del mondo occidentale, diciamo, il fatto che questo quadro del calo demografico è una questione di cui si parla moltissimo, anche non solo nelle città piccole. A me capita spesso di andare a Parigi e a Parigi ne sento parlare in continuazione. Quindi quello di cui abbiamo bisogno e quello che noi vorremmo come Associazione Progetto Rialto è avere delle informazioni più precise su quali sono le tendenze in corso. Siamo spinti quindi dalla curiosità di informazioni il più possibile circostanziate, che vedano Venezia non solo come in modo veneziano-centrico, ma cercando possibilmente di capire un po' cosa sta succedendo altrove. Detto questo, e per darvi conto della locandina che avete dietro alle mie spalle del programma complessivo, il discorso che vorremmo proporvi è stato quello di non indagare soltanto sull'oggi, ma su un arco temporale lungo, convinti che il fattore tempo sia un fattore da prendere in considerazione e anche abbastanza condizionante, una variabile che può essere messa in discussione, che però influisce sui dati e anche sulle scelte future, cosa che ci pare particolarmente importante in questa fase, e qui torno a Venezia, in questa fase della situazione sociale, politica ed economica di Venezia. Il titolo datoci dal nostro relatore di oggi, La fine dei veneziani, punto interrogativo, la popolazione di Venezia, della Venezia storica nel XXI secolo, è assolutamente pregnante da questo punto di vista. Per questo, per l'importanza del fattore tempo, abbiamo voluto inserire 3 lezioni storiche, storiche fra virgolette, che danno conto, non dico di censimenti, perché di censimenti esattamente non possiamo parlare, ma insomma dell'andamento della popolazione studiato in alcune ricerche in corso, di cui forse non tutti sono informati.
che riguardano la popolazione veneziana tra XV e XVIII secolo. Sono dei dati e delle informazioni che evidentemente non possono essere comparati pari pari con i dati dei censimenti Istat, ma che danno conto del numero di proprietari di case, botteghe e magazzini tenuti a Venezia e della loro localizzazione nei diversi sestieri fra XV e XVIII secolo, prevalentemente per ragioni fiscali. Quindi un'informazione che la maggior parte dei cittadini non storici probabilmente non ha. Sicuramente noi, alcuni di noi, io fra gli altri, abbiamo un po' una deformazione storica, siamo particolarmente interessati a questo aspetto, ma ci sono delle altre ricerche in corso che ci paiono particolarmente interessanti da questo punto di vista, per esempio quella sui garzoni e gli apprendisti tra XV e XVIII secolo, i quali arrivavano a Venezia prevalentemente dall'entroterra perché chiamati dalle magistrature della Repubblica Veneta. C'era cioè una politica, si faceva una politica nei confronti dell'abitazione, della popolazione, almeno in alcuni momenti particolari. Dopo la peste, per esempio della peste del 1570, c'è stata una scelta precisa di ripopolare Venezia. Quindi le cose non sono sempre state neutrali, non è che la popolazione è aumentata o calata semplicemente non occupandosene, ci sono state delle scelte, delle strategie rispetto a questo. E poi c'è stato un altro, chiamiamolo censimento, prendete sempre questa parola con la dovuta attenzione, fatto nel corso del Settecento, relativo all'illuminazione stradale e agli obblighi della popolazione veneziana nei confronti del pagamento della illuminazione stradale. Quindi sono dei dati che ci aiutano a capire che cosa è stato fatto, com'era la popolazione nel passato e che cosa è stato fatto da alcune magistrature della Repubblica Veneta. Dopodiché i temi che abbiamo messo in lista e che cerchiamo di affrontare in questo corso d'anno, da adesso fino alla fine di maggio, a metà maggio, riguardano le abitazioni, altro tema credo caldo di cui tutti siamo, rispetto a cui tutti siamo allerta, le abitazioni che sono quelle dei veneziani, dei residenti, che sono quelle dei turisti, i famosi Airbnb, ma sono anche quelle degli studenti, dei ricercatori, delle numerose persone che passano a Venezia un certo numero di mesi all'anno per ragioni di lavoro o che vorrebbero stare a Venezia e non trovano casa. Insomma, la quantità di popolazione ed è quello a cui alludeva Andrea Rinaldo in apertura, che desidererebbe stare a Venezia e ci riesce solo in parte o non del tutto. Problema dell'abitazione. E il terzo insieme di problemi che vorremmo affrontare è quello di come cambia il lavoro. Come cambia il lavoro almeno in 3 settori importanti che non sono solo quelli del turismo. Quello dell'edilizia, siamo sicuri, abbiamo la certezza che il problema dell'edilizia sia fondamentale perché è uno dei settori in cui gli artigiani veneziani sono anche chiamati altrove, tra l'altro, in Europa, ma è un settore di lavoro che cambia moltissimo, cambierà moltissimo se teniamo conto che alcune leggi che hanno contribuito alla fioritura dell'edilizia recentemente negli ultimissimi anni stanno cambiando. Non ci sarà più il bonus facciate, non ci sarà più il 110%. Allora, che cosa implica tutto questo nel settore dell'edilizia, che è prevalentemente, tra l'altro, operato da una buona parte da immigrati? E questa è un'altra questione. Il secondo settore del lavoro sul quale vorremmo fissare la nostra attenzione è quello della quantità enorme di fondazioni artistico-culturali che negli ultimi 2-5 anni sono nate a Venezia, le quali sono molto diverse fra di loro, italiane, straniere, pubbliche, private, grandi, piccole, ma inevitabilmente devono utilizzare persone, lavoro, forza lavoro di tipo diverso.
ma potenzialmente sono anche interessate ad avere dei giovani che si occupino di mestieri relativamente innovativi, mestieri creativi come si dice di solito, ma anche su questo non abbiamo dati. Abbiamo avviato come Istituto Veneto insieme con la Fondazione Querini Stampaglia una ricerca che ormai è agli sgoccioli di qualche mese, proprio di tipo statistico, censuario, di sapere quante sono queste fondazioni, la loro dimensione, quante persone ci lavorano. È una cosa su cui vale la pena di avere delle informazioni un po' più precise, convinti come siamo che questo settore può essere potenzialmente un settore di sviluppo per Venezia, certo, anche di speculazione, ne abbiamo ben chiaro, però è sicuramente un settore che di fatto è alla base dell'acquisto di una serie di case o di palazzi in città, i quali devono essere restaurati o già sono stati restaurati, quindi utilizzano manodopera artigianale per il restauro edilizio, e comunque hanno bisogno poi di comunicazione, di locandine, di brochure, eccetera, eccetera. E l'ultimo settore su cui vorremmo cercare di capire un po' meglio come stanno andando le cose è quello degli investimenti a Marghera. È un altro settore di cui, devo dire, ho l'impressione che si senta un po' parlare. Io leggo molto i giornali e cerco di informarmi, ma non so assolutamente niente. Ho il sentore che ci siano degli investimenti a Marghera, quanti e di che tipo francamente è un dato che mi sfugge completamente. Quindi sono temi che ci stanno a cuore come cittadini e che rispetto ai quali vorremmo avere delle informazioni più precise. Come cittadini, dicevo prima, in senso ampio, quelli che sono classificati come residenti e che sono annotati nello schermo della farmacia di San Bortolo, ma anche tutti quei cittadini che vorrebbero stare a Venezia, che spesso non sono classificati come cittadini in senso proprio, ma che resistono, i giovani che vogliono tornare, che se ne sono andati ma che vogliono tornare, e ce ne sono molti, quelli che vorrebbero vivere a Venezia senza mai averci vissuto precedentemente, e anche in questo caso so che ce ne sono un certo numero, le associazioni, i comitati, i singoli che abitando, Andrea Rinaldo è un esempio, che abitando a Padova sono però interessati molto a Venezia e lavorano a Venezia in maniera appassionata, piena di entusiasmo e guardando al futuro della città stessa. Quindi queste sono un po' le considerazioni che vorremmo prendere, che vogliamo prendere con attenzione. All'interno di tutto questo, quello che mi sembra giusto definire il coraggio di restare città per Venezia, Venezia restare città, e che vediamo, metteremo in discussione poi con queste previsioni fosche, forse o meno, da parte del nostro conferenziere. Processi che comunque vorremmo fossero consapevoli il più possibile da parte nostra, e comunque auspichiamo possano essere in qualche modo più possibile governati sapendo del necessario adattamento ai cambiamenti climatici, ai cambiamenti delle abitudini delle persone, alla necessità del fatto che ci sono dei movimenti di popolazione mondiali che riguardano anche noi, eccetera, eccetera. Questo Ciclos è stato realizzato in collaborazione con tutta una serie di istituzioni veneziane e ci tengo a menzionarle, oltre all'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti che ci ospita oggi ma anche in altre occasioni, la Fondazione Querini Stampaglia, il Comune di Venezia, la Fondazione Musei Civici di Venezia, la Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco, l'Ospedale Civile, la Scuola Grande di San Rocco e il Museo M9 del Novecento. Ancora una volta, fra alcune, se non tutte, le più importanti istituzioni culturali cittadine.
vorrei precisare che questa è una scelta strategica da parte nostra. Non si è trattato soltanto del fatto che l'Associazione Progetto Rialto non ha una sede, ma una volontà di cercare di coinvolgere il più possibile le altre istituzioni veneziane, che tutte ci hanno dato il loro patrocinio, ma che in qualche modo cerchiamo di coinvolgere poi nella progettazione, nella sensibilizzazione e nella progettazione di un futuro per questa città. Quindi l'Associazione Progetto Rialto è nomade, ma è nomade per scelta, approfittando e volendo approfittare della straordinaria offerta che questa città, di cui la città dispone, di luoghi di incontro più o meno grandi. Qui ci accorgiamo che questo è un po' troppo piccolo, ma insomma Venezia ne ha un numero cospicuo e che è giusto mettere in circolo rispetto a queste considerazioni, convinti come siamo. E qui io sono sempre accusata di rappresentare quello che quando ero piccola si chiamava l'ottimismo della volontà rispetto al pessimismo della ragione. Io penso che Venezia sia viva, nel senso che Venezia è talmente piena di iniziative, di associazioni, di comitati, di organizzazioni, di persone che vogliono dire la loro, che mi sembra che questo sia un elemento di cui tener presente, da tenere presente, e di cui la disponibilità di sale, di luoghi importanti, prestigiosi e tra l'altro bellissimi, è un sintomo da in qualche modo sfruttare e far vedere. Sono stata accusata, lo raccontavo prima a Giampiero un momento fa, di aver inserito quest'anno per la prima volta anche il Museo M9, e vale a dire Mestre. È una scelta che ho voluto fare perché mi sembra tuttora assolutamente necessario far partecipare a questo ragionamento che stiamo cercando di mettere in piedi sull'adattamento di questa città, naturalmente Venezia storica e Mestre. Devo rilevare che da un lato i veneziani mi criticano perché metto in programma M9, dall'altro i mestrini non vengono alle nostre iniziative. È un dato di fatto, ma lo metto sul tappeto. Il calendario completo è ovviamente disponibile sul nostro sito e pregherei tutti, molti di voi hanno avuto l'informazione da Linea d'Acqua, ma io vi pregherei, se ne avete voglia, di andare a guardare il sito dell'Associazione Progetto Rialto, progettorialto.org, dove non solo compaiono le locandine e gli avvisi relativi a questo ciclo, ma tutte le relazioni registrate dal nostro bravissimo Simone Rauch, che è qui e che registrerà anche oggi, tutte le nostre registrazioni fatte dal 2019 fino ad oggi. Tutte le lezioni della storia sono registrate e disponibili per chi ne ha voglia. C'è ancora una piccola notazione che vorrei fare, che mi corre l'obbligo in un certo senso di fare, soprattutto per quelli di voi che non hanno seguito il lavoro fatto finora dall'Associazione Progetto Rialto. Questa associazione è nata nel 2019 con l'obiettivo di occuparsi della salvaguardia e dello sviluppo, possibilmente, del mercato di Rialto. Mercato di Rialto che, come voi tutti sapete, essendo veneziani prevalentemente, soffre di un degrado fortissimo. È un mercato storico, ultramillenario, ma rispetto a questo va notato anche, di nuovo mi preme ragionare su Venezia rispetto a un mondo più ampio. Tutti i mercati storici, se sono lasciati a se stessi, soffrono di inevitabile decadimento, degrado. Sappiamo tutti che cambia il modo di acquistare, di commerciare da parte di tutti noi, chi più chi meno. Il commercio online è sicuramente uno degli elementi, la presenza di molti supermercatini in tutta la città di Venezia, ma questo è vero anche altrove, sono un'inevitabile competizione con il mercato storico, ma a nostro modo di vedere questa competizione non può essere vinta semplicemente dicendo siamo il mercato storico. Ancora una volta è una questione di processo di adattamento e di individuare quali potrebbero essere eventualmente le
linee di sviluppo. Nel caso di Rialto abbiamo due edifici storici molto importanti, vuoti, completamente vuoti, è un paradosso, siamo al centro di Venezia, siamo sul Canal Grande, si affacciano sul Canal Grande e sono il piano alto della pescheria, progettato da Laurenti e Ruppolo nel 1907 e completamente vuoto, oggi semplicemente luogo del guano dei colombi, quello che erano i tribunali, cioè le fabbriche nuove del Sansovino, costruite nel 1550-54 da Jacopo Sansovino, che appunto sono state abbandonate dai tribunali ormai spostatisi nella cosiddetta cittadella della giustizia, e sono tutti e due edifici pubblici, uno comunale e l'altro demaniale, completamente vuoti e lasciati a miglior vita. Rispetto a questo l'associazione Progetto Rialto ha fatto delle ipotesi di progetto, di uso, ha discusso con le corporazioni di mestiere e con gli operatori del mercato di Rialto usi possibili, ha messo in discussione nella comunità veneziana la questione. Noi pensiamo che i mercati, moltissime città italiane abbiano dei mercati storici che soffrono di analoghe tendenze, ma che hanno rimesso in discussione la possibilità di un utilizzo, di uno sviluppo attraverso qualche cosa che non può essere semplicemente la riscoperta del passato. Con alcuni di voi qui presenti in sala, la signora, ancora ieri evocavamo il fatto che a Londra lo Smithfield Market ha fatto delle operazioni dal 2019, quando noi abbiamo cominciato a lavorare. Non voglio dire Londra è un'altra cosa, lo so benissimo, le dimensioni sono ben diverse, ma insomma sono stati fatti degli sforzi giganteschi per rilanciare un'area del centro molto vicina al centro di Londra, nella quale adesso una serie di attività saranno presenti e trainanti in modo significativo. Quindi quello che voglio dire è che il problema di pensare strategicamente a un futuro di questa città anche attraverso le sue attività ci sembra importante. Rispetto a tutto questo però non posso non dirvi che l'associazione Progetto Rialto è stata abbastanza fallimentare, nel senso che i nostri obiettivi non hanno raggiunto lo scopo, perché purtroppo la città non ha voluto rispondere a questo e noi abbiamo finito per diventare, e non era il nostro obiettivo, una ennesima istituzione culturale accanto alle altre che organizza lezioni della storia. Questo non era uno dei nostri obiettivi. Credo però che attraverso questo tipo di attività siamo riusciti comunque a sensibilizzare un po' una parte della popolazione e a cercare di creare un movimento rispetto a dei processi di trasformazione della città che ci stanno a cuore. Un disegno strategico per il futuro di questa città che ci sembra oggi, in questo momento, particolarmente necessario. E quindi ancora una volta vi invito a dare un'occhiata al nostro sito www.progettorialto.org. Devo ancora, in conclusione, trattandosi di un'associazione cittadina, civica, fare un piccolissimo appello ai soci che non hanno ancora versato la loro quota sociale, pregandoli di farlo e chiedendo invece a quelli che hanno voglia di seguire la nostra attività di iscriversi. Vi chiedo scusa, mi pare quasi di chiedere l'elemosina, la quota di iscrizione all'associazione Progetto Rialto è solo di 30 euro, ma l'associazione vive di questo, forte però del fatto che si tratta di un'associazione autonoma e indipendente e fatta solo da volontari, quindi quello che noi chiediamo serve soltanto alla sopravvivenza materiale dell'associazione stessa. Detto questo vi dico ancora che la prossima lezione, ma l'avete nella locandina, sarà mercoledì prossimo al Museo di Storia Naturale, che al Museo di Storia Naturale non ci sarà, è una sala di 75 posti, un po' più grande di questa ma non tanto, siete ovviamente tutti invitati, l'unica cosa, non ci sono iscrizioni, bisogna segnalare la propria presenza all'ingresso perché fanno un biglietto per tener conto del numero di persone che entrano al museo.